Si è messo in atto nella scuola un evento di alto profilo, qual è questo il progetto Resto al Sud. Ho accolto con molto entusiasmo la proposta da parte del coordinatore referente delle relazioni territoriali della Sicilia, il dottore Massimo Pesce. L'obiettivo di questo progetto qual è? Quello di dare una visione ai giovani delle iniziative a supporto loro per poter intraprendere le attività imprenditoriali nelle regioni del Mezzogiorno. Una scuola aperta al territorio. È mio proposito quello di implementare questa istituzione con attività non solo progettuali di qualità, ma anche attività che provengono dall'esterno, in quanto un dirigente che opera all'interno di una scuola di autonomia non può non interfacciarsi all'esterno, non può cogliere proposte e iniziative interessanti per la formazione dei nostri ragazzi, proposte che sono inserite all'interno del nostro POF triennale. La mia visione di scuola sono per una scuola valoriale, puntare sul senso civico e implementando la formazione dei ragazzi con attività provenienti dall'esterno. Ma è anche vero che se non si parte dalla convivenza civile, dal rispetto delle regole, i ragazzi non vanno da nessuna parte. È ovvio che le fondamenta di una scuola devono partire da queste premesse. L'evento di oggi ha dato ai ragazzi un messaggio fondamentale: pensare al loro domani, al loro futuro, migliorare il loro bagaglio culturale per avere una migliore occupazione e non perdere di vista la filiera fondamentale che è formata dalla scuola, università e lavoro.